Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati, ciao a tutti amici dell'oroscopo, e con una velocità supersonica a dir poco siamo già arrivati alla metà di luglio. Oggi è il 15 luglio, venerdì, e noi siamo pronti ad andare un po' a capire come andrà questa giornata. Io sono Maria e con le stelle di Radio.0 siamo pronti ad accompagnarvi con le ultime novità. E allora partiamo subito dai nostri Ariete, come sempre. Alcune difficoltà si sciolgono come neve al sole, le vedete? Questo è per merito del sestile lunare oggi. Ci vuole un po' più di dialogo per voi. Il trascorrere più tempo insieme vi aiuterà a ricucire un rapporto che si era un po' lasciato andare. Colpirete dritti al centro. Chi invece oggi non riesce ad aggiustare il tiro causa l'ostinazione della quadratura Luna-Urano siete voi, amici del Toro. Abbandonate quindi un pizzico di orgoglio e ne gioverete molto oggi. Prima di scegliere una strada in salita, poi siate consapevoli della sfacchinata che state per compiere. Lo siete? Gemelli, vento in poppa per voi, grazie all'armonia lunare che vi accompagna verso l'inizio delle vostre ferie. Potrete finalmente mollare gli ormeggi e navigare in acque trasparenti. Ecco, questo è il viaggio che vi aspetta. Godetevi un sano relax in questi giorni al riparo dallo stress. Più che altro guidate la mente verso pensieri luminosi. Cambiamenti in vista invece per i nostri Cancro. In questo periodo vi rimangono alquanto ostici. Quando il partner vuole rinnovare l'arredamento, poi non saltate affatto di gioia, no. La vostra memoria invece, con Mercurio che gioca dalla vostra parte, è ottima. Tuttavia un post-it, un memo, una sveglia in più non vi guasteranno di certo, promesso. Leone, con voi parliamo di amici, quelli veri. I contatti sociali sono essenziali per voi, ora più che mai. Per questo motivo siete disposti anche a trattare amabilmente, o perlomeno più del solito. Invece di rimanere lunghe ore su quel telefono, invitate delle vecchie conoscenze, sarà bellissimo. Fate una sana rimpatriata tutti insieme. E passiamo ai nostri amici della Vergine, che oggi hanno un compito molto importante. Dovendo fare da giudici in una contesa, affidatevi a un atteggiamento diplomatico. Non sbilanciatevi troppo nel propendere per uno o per l'altro, sarà meglio anche per voi. Per migliorare l'umore invece fate una bella passeggiata, magari nelle ore più fresche della giornata, ma comunque scegliete voi. Bilancia, eccoci, seguite le intuizioni apportate dalla Luna in Acquario oggi, fidatevi di loro senza farvi prendere però da dubbi e incertezze, questo è l'importante, quello che conta alla fine è il risultato questa volta, vero che il fine giustifica i mezzi, così si dice, ma voi volete seguire il vostro ideale senza giri di parole, siete i soliti Bilancia. Scorpione, voi avete bisogno di continue conferme, lo sappiamo, ma la dolce metà potrebbe non gradire troppo. Assicuratevi quindi di non essere esageratamente possessivi o gelosi, mi raccomando. Spesso invece non vi fidate a fondo di chi vi vuole aiutare, volete fare sempre tutto da soli, siete i soliti. Che fatica però alla fine, ve ne siete accorti? La noia invece è solo un ricordo per voi, Sagittario, con il sestile lunare in Acquario oggi. Ci sono nuovi stimoli che vi portano a sfidare voi stessi in una giostra verso la perfezione, quello che volete raggiungere. Pur dovendo stare in coda per qualche tempo, avete nascosto un asso nella manica. Questa volta è un bel libro. Capricorno, e siamo da voi, non perdete di vista gli obiettivi più importanti che volete raggiungere. Siamo a metà mese, valutate anche quali sono le vostre reali e concrete possibilità. Sentite una voce che gira, verificate la fondatezza di questa prima di arrivare a conclusioni affrettate, perché potreste sbagliarvi questa volta. Grande spirito di indipendenza per i nostri Acquario invece, usatelo al meglio perché è un regalo di Luna e Urano che vi aiutano anche a cambiare una situazione che non vi va. Genio, metteteci anche quel pizzico di ostinazione che serve, chi la dura la vince, di sicuro non avete alcuna intenzione di farvi mettere i piedi in testa, vero? E chiudiamo con i nostri pesci. L'apparenza spesso inganna, aprite bene le orecchie, predisponete il vostro animo con tranquillità oggi, abbandonate ogni pregiudizio, soprattutto se dovete fare un'interessante conoscenza, un nuovo incontro. Vi proponiamo anche il programma della serata, dovete scegliere se passare una serata in solitaria da buoni pantofolai oppure una serata in allegra compagnia, cosa scegliete? E si chiude qui quindi l'oroscopo del giorno, aspettiamo di sapere cosa faranno i nostri pesci in questa serata, ma nel frattempo andiamo a vivere queste novità. A tutti un saluto, una buona giornata, un buon weekend e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.